Beh, comunque è marrone come il tappo, dai. Detto tutto ciò, adesso metto nel fornetto le due baldracche, le due brioche, croissant, i due croissant. Vado a infornare. 180. Ma come sei bello nella casetta sotto! Ma che carino! L'ho messo qua perché Pepe era molto interessato, perché c'era il vicino di casa che stava trafficando lì in orto e quindi Pepe ce l'avevo in braccio ed era molto interessato. E allora ho detto sposto il tiragraffi, solo che davanti alla porta non fa buio in casa, però a loro piace perché riescono a guardare di là. Ha già messo la serra, sta mettendo la serra, prima non c'era. Ok, bene Pepe, devo sistemare questo tiragraffi e quasi quasi lo faccio questa mattina visto che sono le 9. Mi sarei potuta alzare molto prima, ma non avevo voglia, tanto è domenica. Sono le 9:25 quasi. E c'è il sole, dai, c'è il sole, almeno anche oggi c'è il sole. Molto velato, ma c'è. Guardate che paesaggio, sembra quasi autunnale in questo periodo, perché sta iniziando ad esserci l'erba verde, però il bosco è ancora autunnale, invernale, e quindi non sembra tanto primavera al momento. Cosa fate? Ah, sì. Ciao Mimì! Ah, Mimì! Dove vai? Ah, no, avevi un prurito, ma no, eh? Devo concludere qualcosa oggi. Ma sono ancora qua col caffè latte. E sono le 10. Non ho fatto un video in particolare sulla pulizia del tiragraffi, però se vi può interessare, soprattutto per i nuovi iscritti, sul mio canale c'è una playlist che ho scritto pulizie di casa. Lì ci sono tutti i video sulle pulizie che ho fatto in questi anni, sono pochi, però ce ne sono. In particolare l'ultimo video aggiunto in quella playlist si chiama Pulizie motivazionali. Lì faccio vedere come pulisco il tiragraffi. Poi, oltre a quel metodo che serve per tirar via tutti i peli attaccati, eccetera, volendo si può utilizzare semplicemente uno straccio bagnato in acqua calda e detersivo. Io un qualsiasi detersivo, per me non cambia niente, tanto bisogna solo dare una passata, non bisogna impregnarlo di detersivo, e si passa appunto questo straccio in microfibra sul tiragraffi, giusto da dargli una rinfrescata. Io ve l'ho sempre detto, ma può essere che qualcuno non lo sappia, con i guanti per i piatti, se voi mettete i guanti per i piatti e andate a passare così, vi viene via il pelo. Per cui anche quelli sono ottimi per pulire i tiragraffi con questo tessuto in peluche. Si è conclusa la pulizia del tiragraffi ed è decisamente cambiato rispetto a prima. È più in ordine e sicuramente molto più pulito. Non è perfetto, non verrà mai perfetto. C'ho ancora pezzettini. Non sapete quanta roba ho tolto, però sicuramente è molto meglio di prima. Ed è un lavoraccio pulirlo. Io utilizzo questo attrezzo che adesso è sporco perché voglio fare anche questo qua, quindi non l'ho pulito. L'aspirapolvere, allora questo è il secondo pieno che faccio praticamente, cioè la quantità tra pelo e pezzi di tiragraffi. Questo è. Purtroppo l'aspirapolvere si è scaricato. Comunque sono riuscita a pulire tutto il tiragraffi. Io non vi dico quanto pelo ho tolto da questo tiragraffi e sicuramente sicuramente ce n'è ancora, lo vedete. Però veramente era pieno, pieno, pieno. Adesso mi manca da pulire queste due e da mettere in lavatrice queste due perché sono da lavare. Tutto ciò che è venuto fuori è questo. Cioè, uno schifo. Uno schifo, sono degli accumulatori di polvere e pelo i tiragraffi. E adesso devo mangiare. Mi merito il pranzo oggi. Franz mi ha portato tutti i rimasugli perché sta tagliando legna. E adesso brucio questi, così risparmiamo su quella legna lì e uso questi. Fa freschetto oggi, eh?
Sulle montagne c'è la neve. Guardate questo. Ecco il ritrovamento indossato. Mi è un po' stretto adesso, però mi è un po' stretto qua. Però lancerò una nuova moda, vado in giro col Tony. Si potrebbe fare, no? Qui è enorme. Vado in giro col Tony. Come fosse una tuta. Sono arrivata a casa un po' tardi oggi. Devo dire che il sole è già cambiato perché è buia questa stanza. Cioè, nonostante ci sia il sole, è comunque buia. Perché si sta alzando il sole, no? E che ora è? Sono quasi le 2, meno 10. Comunque, quest'oggi sono arrivata a casa un po' più tardi. Sto mangiando tramezzino. Sono arrivata tardi perché mi sono fermata un attimo di più al lavoro. Qualche minuto in più. Ve lo anticipo adesso, poi più tardi vi faccio vedere anche la scatola, più tardi nel senso la clip dopo, non lo so insomma, perché mi è arrivato anche il pacco dei gatti, quindi devo sistemare anche la loro roba. Vabbè, comunque ho preso un aspiralavasciuga per il pavimento, stesso marchio dell'aspirapolvere senza fili che ho, che ha ormai 2 anni e mezzo e va ancora da Dio. Quindi ho preso lo stesso marchio. Questa aspiralavasciuga la stavo guardando da qualche mese. Alla fine mi sono decisa a prenderla. Ho riletto le recensioni e anche le ultime sono positive, quindi ho detto, boh, la prendo. E non vedevo l'ora arrivasse oggi per averla a casa sta cosa, cioè, ma vi rendete conto? Quindi continuo a fare il mio pranzo alla veloce per oggi. Qua chiudo perché sennò va a fare troppa corrente. A Pepe piace perché fa il giro tondo. Vi anticipo la scatola, un Pepe che controlla perché bisogna controllare che cos'è questa roba nuova. Così è arrivata praticamente, senza nessun involucro esterno, niente, così. Anche Pipo, bella la scatola. Comunque è fatta così, ecco, qua si vede tutta per intero. Sì, anche tu sei bello. Qua c'è sempre vento. Se il cielo è sereno vuol dire che c'è vento. Cioè quando è bello c'è vento. Noi senza vento non possiamo stare qua in montagna ormai. Se il vento è una costante di tutti i giorni. Vado a casa. C'ho un ciuffo, no, c'ho dei capelli. Vado a casa. È ora di cena, sono le 7. Prima del solito, perché di solito vado sempre tardi. Stavolta sono in anticipo, sono brava questa sera. Comunque sappiate che è da settembre che ho questa macchina. Io mi sono resa conto solo poco tempo fa che qui c'è uno scomparto. Cioè, non sono mica normali. Io non mi ero resa conto perché da qui non è che si noti, no? Invece c'è lo scomparto anche lì, ci sta giusto il telefono. Non si ricarica lì, perché non abbiamo preso quella versione di macchina, insomma, con la ricarica wireless lì. Però c'è comunque il posto per il telefono e ci sta giusto. Me ne sono resa conto da poco. Va bene. Ok, aspettate che spengo sto affare. Anzi, per la retromarcia sì che si riaccende. Bene, vado perché è ora. E la luna, che bella. Dai. Che comodità non dover usare sempre la chiave, ma basta schiacciare il pulsantino. Sì, la chiave bisogna sempre averla dietro, però è una comodità non aver più la chiave. C'è già il gatto che mi aspetta. Era sul prato, eccolo qua. Andiamo? Dai, bue grasso, vieni. Lui ha preso il vaso, questo qui, l'ha preso come una cuccia. Non ci fa i suoi bisogni, semplicemente l'ha preso come una cuccia e si mette là a riposare. Non è normale. Io gatti normali mai. Devi mangiare? Ti vado a prendere la ciotola pulita. You know
know just what you do to me. Play my emotions like a pair of